giornata a tutti voi. Questo martedì 2 giugno, festa della Repubblica, giornata di festa. Sono già tantissime le persone che nelle città, nei paesi davvero si stanno godendo questa ripresa di libertà, a cominciare proprio anche da quello che è l'utilizzo delle mascherine. Lo ricordiamo, infatti da ieri è caduto l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi all'aria aperta, all'esterno. Resta comunque in ogni caso l'obbligo nei luoghi chiusi, che siano negozi e quant'altro, e ha fatto proprio il punto della situazione lo stesso governatore del Veneto Luca Zaia, che ha trattato anche le questioni dei teatri, cinema e quant'altro. Resta ancora un po' in forse tutta la questione dei centri estivi per i bambini, per i più piccoli, ma vediamo. Stiamo portando avanti tutte le linee guida, di fatto le abbiamo chiuse tutte. Quindi abbiamo tutta la partita dei teatri, che sapete, dei cinema, dei locali di intrattenimento, quindi delle discoteche, del tema dei casinò e delle sale da gioco. Stiamo attendendo una convocazione da parte del governo per capire cosa si fa rispetto a queste linee guida. In attesa quindi di un cenno da Roma per chiudere la partita delle aperture previste per la metà di giugno. Anche qui, ribadisce Zaia, i protocolli regionali ci sono, si tratta di concertarli a livello centrale, possibilmente evitando l'impasse che si sta registrando sul fronte dei centri estivi per i bambini dagli 0 ai 3 anni. Dico che siamo ancora in piedi con lo 0-3 ed è scandaloso che, nonostante siano passati 10 giorni e con le linee guida approvate unanimità da tutte le regioni, ancora a tutt'oggi, in virtù, a questo punto è bene dirlo, di un dibattito interno tra ministri al governo, non si sono date delle risposte. Resta la partita degli spostamenti fra regioni a partire dal 3 giugno, salvo imprevisti e fughe in avanti o indietro a seconda delle prospettive. Su questo fronte Zaia ribadisce la linea del Veneto. Per quanto riguarda gli spostamenti, vi confermo la mia posizione di assoluta contrarietà nel chiedere e imporre limitazioni a chi viene in Veneto. Io penso che sia fondamentale che ci sia la libera circolazione. Nella responsabilità ci sono delle regole da rispettare, che sono quelle dei dispositivi. Ma la questione degli spostamenti travalica i confini regionali e anche nazionali, con il governatore che torna sulla posizione della Grecia, ancora intenzionata a mettere chi proviene dal Veneto in quarantena. Ho visto che i greci, dopo le dichiarazioni, sono partiti da tutto chiuso, sono degli appestati, poi hanno ridotto il numero delle regioni, dopo hanno detto fino a luglio. Insomma, un passetto alla volta. Spero che i greci tolgano questa idiozia di regolamentazione, e io non devo andare in Grecia, ma lo dico per un fatto anche di giustezza, visto e considerato che è bene ricordare che la Grecia si trova in area Schengen, non è solo in Europa, è anche in area Schengen, a differenza della Croazia. E la riacquisita libertà di movimento viaggia anche su rotaia. Il fronte del trasporto ferroviario, dopo l'exploit del weekend, resta caldissimo, con Zaia che invoca il buonsenso, pena l'implosione anche economica del TPL. Faccio parte di quelli che pensano che si possa avere un treno con la capacità dell'omologazione, quindi standard, con la mascherina. Cioè, adesso oggettivamente, guardate, in questa sala voi siete seduti uno a fianco all'altro, ma avete la mascherina. Come in aereo, come dappertutto. Altra partita, quella politica, con la manifestazione del centrodestra in occasione della festa della Repubblica contro le politiche del governo Conte. Una è prevista a Mestre per le 11:30 e qui sarebbe atteso Zaia, che dà il sostegno ma non scioglie completamente le riserve. Noi abbiamo la videoconferenza e cercheremo di far combaciare tutte le cose. Quindi ci sarà? Non ho detto questo, tutti i giorni mi domandate la stessa roba. Avrete la mia foto con le bandiere, vedrete che ce l'avrete. E intanto nel corso della conferenza stampa di ieri era presente anche la dottoressa Giustina De Silvestro, che tra l'altro è a capo del centro trasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova, che ha illustrato i primi risultati appunto ottenuti con trasfusioni di plasma nei pazienti Covid positivi. Ma vediamo. Il progetto è partito a Padova, è partito come idea all'inizio di marzo, quindi circa 8-10 giorni dopo che era esploso tutto il coronavirus nella nostra regione. Vi dirò che noi seguivamo già a quel tempo, prima ancora che qui si presentassero i primi pazienti,
quello che facevano i colleghi cinesi. Durante il punto stampa del presidente Zaia sono state rese note le tappe del progetto sperimentale con il plasma in Veneto, un progetto che ha potuto partire i primi di aprile sia per i tempi tecnici di realizzazione che per la raccolta del plasma mano a mano che guarivano i pazienti. Abbiamo arruolato 23 pazienti che sono stati colti soprattutto in terapia intensiva. Oltre la metà di questi sono stati trattati quando già erano in terapia intensiva, quindi in ventilazione assistita. Una parte, soltanto la minima parte, è stato trattato in terapia medica, infettiva, comunque in reparti medici, e un altro terzo dei pazienti è stato trattato in terapia subintensiva, quindi mediamente molto più gravi rispetto anche alla corte di pazienti che è stata studiata a Pavia e di cui probabilmente avete già sentito parlare anche relativamente ai risultati. È proseguito poi l'arruolamento dei donatori. Punto critico però è il dosaggio degli anticorpi. Per poter fare una terapia efficace abbiamo bisogno che la quantità di anticorpi neutralizzanti, cioè quegli anticorpi che sono in grado di inibire l'ingresso del virus all'interno della cellula, quindi l'infezione, deve avere un titolo, si dice modalità di misurazione, superiore a 160. Ora dai nostri test effettuati circa il 50, poco più del 50% ha un titolo superiore a 80 e solo un 33% un titolo uguale superiore a 160. Questo significa che non tutti hanno una quantità di anticorpi sufficiente per poter fare con il loro plasma una terapia efficace secondo quello che ci siamo prefissati. I risultati ottenuti finora fanno ben sperare. Togliendo quei 4 casi compassionevoli, noi abbiamo avuto, come ho sempre dichiarato, un paziente che è deceduto, che è un paziente che è uno dei primi che erano stati arruolati e che era un paziente che era già in terapia intensiva da molto tempo, cioè era già da oltre 14 giorni in terapia intensiva, con la presenza di altre patologie gravi che ne hanno impedito ovviamente qualsiasi effetto da parte del plasma. Gli altri in linea di massima sono andati bene, nel senso che sono tutti viventi, alcuni molti ormai dimessi, altri in fase di riabilitazione. Nessuno dei nostri ha avuto una risposta entro 24-36 ore, come dice Pavia. Però tutti hanno avuto un miglioramento dopo la somministrazione di plasma. E parlando proprio di mascherine, ne ha trattato l'argomento anche il presidente Zaia sull'importanza, almeno quando si è soprattutto vicini, che non si possono rispettare le distanze di sicurezza nei luoghi chiusi, l'importanza di indossarle. Da ieri è partita l'opportunità, la possibilità di uscire senza mascherine, non tutti però sono a conoscenza di questo dispositivo. Allora abbiamo chiesto proprio in centro a Padova alla gente che abbiamo incontrato se conoscevano la possibilità di non indossarla o se la indossano, perché continuano a portarla. Vediamo. Zero polemiche, ma personalmente continuerò ad usare la mascherina ancora per un po'. Inizia così un messaggio lanciato sui social dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, nel giorno in cui la mascherina non è più obbligatoria all'aperto se si possono rispettare le distanze di sicurezza. Un atto facoltativo e individuale, spiega il sindaco, che risponde al buonsenso e al concetto che è meglio una sicurezza in più che una in meno. Il messaggio ha registrato in poche ore migliaia di commenti, quasi tutti favorevoli. In effetti, nel nostro viaggio in centro a Padova, nel primo giorno senza obbligo di mascherina all'aria aperta in Veneto, la maggior parte delle persone continua a indossarla. Si può dire che 8 passanti su 10 in media avevano ancora la mascherina addosso. Ovviamente nei luoghi chiusi la metto, ecco, il primo giorno di libertà. Che sensazione è girare strana, senza? Molto strana, perché mi sembra che manchi qualcosa, ecco. Ancora un po' di timore o no? Beh, effettivamente il distanziamento sociale lo applico ancora proprio a livello psicologico. Uso ancora per abitudine e per rispetto verso gli altri. Pensa la continuerà ad usare, per quanto ha già un'idea? Vedremo come andrà la pandemia, se scenderà a zero lo toglierò. Da noia continuare a usarla? No, assolutamente. Ma
Ormai si è abituato. Sì. Comunque per precauzione comunque continuiamo ad usarla. Si sente più tranquillo? Sì, più tranquillo, sì, per me e per gli altri anche. Una forma di rispetto anche per gli altri? Sì, sicuramente. Lei non ha pensato di toglierla? Assolutamente no, penso sia importante, fondamentale in questo momento. Per quanto la terrà ancora, già un'idea? Il più possibile. Per scelta, per sicurezza, perché sono fragile praticamente e quindi posso essere aggredito facilmente. Quando vede invece chi adesso non la usa più da oggi, le fa paura? No, non mi fa paura, però dico, se gli anziani sono fragili e la applicano, dovrebbero collaborare queste persone anche a beneficio degli anziani. Quindi resta in ogni caso un modo per rendere più sicuri se stessi e gli altri. Abbiamo sentito questo signore che appunto si riferiva soprattutto alle persone anziane e alle persone più fragili. Indossare la mascherina è un segno di rispetto ancora adesso, nonostante ci sia la possibilità di non portarla. E a proposito di mascherine, 2 mascherine sono state messe all'asta da un gruppo di amici di Scorzè per sostenere le politiche della regione. Già nel 2010 abbiamo raccolto dei fondi per destinarli all'alluvione c'è stata Bovolenta a Casalserugo. Nel 2018 abbiamo riproposto l'iniziativa di raccogliere dei fondi tramite delle scatole e delle scarpe appoggiate nei vari negozi della Riviera del Brenta. Oggi siamo qui a riproporre un'altra iniziativa. E al centro di questa iniziativa ci sono delle mascherine, non mascherine qualsiasi, ma con il leone di San Marco. Abbiamo deciso appunto di mettere all'asta le mascherine, che quest'asta ha avuto un successo inaspettato. In poco tempo sono stati raccolti 1.100 euro da destinare all'emergenza Covid-19 nel conto creato ad hoc dalla Regione Veneto. Un altro gesto di solidarietà che si aggiunge ai tanti di questi mesi. La prima se l'è aggiudicata Giuliano Righetto per 500 euro, la seconda Alex Silvestrini per 600. E parlando di solidarietà, questa parola, questo termine che è diventato concretezza in questi mesi di difficoltà di emergenza coronavirus, sentite un po' questa storia che arriva da Quinto e ha come protagonisti i dipendenti di un'azienda e il loro titolare. Il mio primo dipendente, adesso direttore generale, mi ha consegnato una busta con tutti i presenti dove mi hanno dato circa 3.000 euro. Ahimè là subito, anche adesso, si è dovuto contare per qualche secondo prima di parlare. La voce che si incrina, l'emozione difficile da nascondere per Sergio Zanin, titolare della Futura Serramenti di Quinto, mentre ricorda l'attimo esatto in cui i dipendenti hanno consegnato nelle sue mani una busta, all'interno 3.000 euro raccolti per ringraziarlo di quanto fatto in questo difficile periodo. Il tutto nasce 2 settimane fa, quando Zanin riunisce la sua squadra per spiegare la situazione aziendale dopo 2 mesi e mezzo di lockdown, durante i quali l'attività è andata avanti ma non a pieno regime. Tutto questo ha portato a perdite di lavoro pari a 1.200.000 euro. Quindi ho dovuto far fronte con banche, ho dovuto far fronte con impegnarsi tramite le banche ad aprire un fondo, ad avere dei soldi come fondo, come paracadute per salvare l'azienda, ma la cosa più importante è mantenere i stipendi dei dipendenti, perché la cosa più importante è pagare i fornitori. A turnazione i dipendenti hanno usufruito anche della cassa integrazione. Io ho fatto sì che la cassa integrazione venisse anticipata dall'azienda, cioè da me, perché ho persone con i suoi problemi familiari che hanno tutti, i mutui, le cose da pagare, bambini piccoli. E queste persone devono avere i suoi soldi. Una volta ascoltate le parole del titolare, ai dipendenti viene l'idea di ringraziarlo per l'impegno dimostrato, da qui la colletta che ha portato a raccogliere 3.000 euro. Un piccolo gesto, dice Zanin, ma che vale moltissimo. Ho fatto richiesta per 650.000 euro di mutui per le banche, di prestiti per le banche. Lei capisce ma è il gesto che conta, e secondo me non sono 3.000 euro ma sono 3 milioni. Zanin ha già deciso come utilizzare questi soldi. I dipendenti avranno un fondo
per le famiglie, dove io andrò ad impinguare sicuramente, dove ci possano essere dei soldi a disposizione di anche queste calamità. Se ci penso mi commuovo ancora, perché non sono cose che succedono tutti i giorni, ma significa che i miei collaboratori hanno capito la stima che ho sempre avuto verso di loro. È una famiglia e deve rimanere tale, anche se diventeremo 100, perché il spirito deve essere questo. Non ho parole per ringraziare ancora oggi, sono sincero. Davvero una bella storia di solidarietà. C'è una pausa, ci troviamo tra qualche minuto. Rieccoci in diretta. Intanto proprio oggi, tra l'altro l'aveva accennato anche poco fa il governatore Zaia, Piazza Ferretto la Lega scende proprio in centro, scende per protestare contro la situazione proposta dal governo per le difficoltà economiche, perché il governo non sta venendo assolutamente incontro soprattutto agli imprenditori, al mondo del lavoro, ai lavoratori stessi. Ma sentiamo. Silvana Tosi è la consigliera comunale di maggioranza della Lega a Venezia, da sempre molto impegnata nel sociale e che, specie in questo periodo di emergenza da pandemia, segue nel concreto più di una decina di famiglie della terraferma, tra Mestre, Marghera e Campalto, rimaste a casa in cassa integrazione o peggio che una casa proprio non ce l'hanno. Consigliera che scriverà una lettera agli onorevoli del Carroccio a Roma affinché, dice, vengano integrate alcune voci del decreto rilancio a partire dal bonus spesa. Io chiedo che venga erogato mensilmente, se non in modo quindicennale. Inoltre bisogna detassare le utenze, il governo deve capire che deve detassare tutte le utenze, gas, luce, acqua. Inoltre è essenziale fare una riforma fiscale applicando la flat tax, ossia il 15%. Dobbiamo bloccare i licenziamenti. Il decreto rilancio già se ne è occupato e chiede 5 mesi di blocco per quanto riguarda i licenziamenti. Invece io dico che è necessario applicare 1 anno. Quindi il suo appello al primo cittadino Luigi Brugnaro in merito alle politiche abitative su Venezia. Perché se non hanno un lavoro e non hanno anche un lavoro per pagare i canoni di locazione, queste persone non possono trovare una casa privatamente. E parlando di ripresa, si temeva che tante strutture balneari rimanessero chiuse e non riuscissero ad affrontare assolutamente l'impatto economico in quest'anno, in questo periodo di emergenza. Invece fortunatamente riapre anche l'Hotel Excelsior, riaprono le sue spiagge. Era il segnale che tutti attendevano. Apre anche l'Hotel Excelsior al Lido di Venezia. L'albergo, simbolo dell'ospitalità in laguna, conosciuto in tutto il mondo, riaprirà i battenti dopo la pandemia. Da sabato 27 giugno, con le sue spiagge, Excelsior de Bene 4 Fontane, poi il 1 agosto toccherà all'albergo. A dare la svolta il top manager Alessio Lazazzera, direttore della struttura, che, mentre tutti parlavano ipotizzando anche una mancata apertura a causa del coronavirus, ha lavorato in silenzio e alacremente ed è riuscito, con tutto il suo team, a sovvertire i pronostici. Il gruppo londinese London Regional Properties, di rango internazionale, lancia così un forte messaggio di fiducia per la ripartenza del turismo a Venezia. A metà del mese di giugno e i primi giorni di luglio gran parte degli alberghi del Lido riapriranno. È notizia di ieri che anche l'Hotel Excelsior aprirà per questa stagione ed è una buonissima notizia, d'altronde era difficile immaginarsi il Lido senza l'Excelsior e le sue spiagge. Tutti stanno facendo grandi sforzi, stanno adeguando le strutture con tutte quante le norme di sicurezza. Antonio Vianello, presidente della delegazione Lido dell'Associazione Veneziana Albergatori, fa il punto. Siamo alla fine di maggio, quasi i primi giorni di giugno e i telefoni sono ancora molti, cioè le prenotazioni stentano ad arrivare, per cui sarà importante. Adesso ci auguriamo che con la riapertura dei confini regionali, con la riapertura di alcuni confini internazionali,
dal 15 di giugno poi la situazione si sblocchi, perché per ora diciamo che apriamo gli alberghi senza le prenotazioni, cosa che insomma non è mai stata fatta in passato, per cui è un esperimento questo che stiamo facendo. E a proposito di riaperture, riparte la stagione anche nell'area padovana termale, ovviamente saranno garantite e rispettate tutte le misure di sicurezza. Ripartono le terme dopo una primavera praticamente azzerata. Alberghi, piscine, centri benessere sono pronti a riaprire, ovviamente attenendosi alle linee guida imposte dalla Regione. Noi ci rendiamo conto che probabilmente fino ad agosto si potrà effettivamente contare sul turismo di prossimità e sull'utilizzo delle nostre piscine. Naturalmente queste devono essere, e lo speriamo tutti, in un certo senso liberalizzate, magari dal 15 di giugno, con limiti molto più accettabili. Sanificazioni continue degli ambienti, delle stanze degli hotel e degli spazi comuni, distanze di sicurezza anche all'interno delle piscine, utilizzo di mascherine e cuffie, termoscanner all'ingresso, questo soprattutto per gli ospiti giornalieri. Si conta infatti che in questo primo periodo andrà per la maggiore la cosiddetta day spa, ingressi giornalieri senza pernottamenti. Siamo tra le categorie più controllate in assoluto sia dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista della pubblica sicurezza. Noi siamo fiduciosi perché a noi compete anche questo, di tranquillizzare, di dare speranza non solo alle nostre imprese e ai nostri collaboratori, ma anche essere tranquilli e sereni e trasmettere questa serenità ai nostri frequentatori che devono ritrovare anche un momento di relax all'interno delle nostre strutture. Il comparto termale spera in un ritorno della clientela fedele, però una gran fetta di clienti è straniera, per lo più tedeschi e austriaci, quindi nonostante la riapertura dell'area Schengen dal 15 giugno sarà comunque difficile ritornare ai numeri pre-Covid. Noi soffriremo molto ancora per quanto riguarda il problema delle frontiere. I paesi che ci circondano ad oggi hanno comunicato che coloro che dovessero recarsi in Italia al loro rientro dovrebbero effettuare una quarantena di 14 giorni. E questo naturalmente è come dire non vado. Invece la sindaca di Cavallino Treporti Roberta Nesto ha lanciato un monito a 2 imprenditori che hanno deciso in questa stagione di non riaprire i 2 campeggi che gestiscono, e questo implica che decine di lavoratori stagionali resteranno a casa. Troppo facile investire quando tutto va bene, ingiusto lasciare a casa la gente senza lavoro nei momenti di difficoltà. Questo è il monito del sindaco di Cavallino Treporti nei confronti dei 2 imprenditori che nella nota località balneare hanno deciso di non aprire i loro rispettivi campeggi, lasciando a casa decine di stagionali. Penso che saranno qualche 30-40 persone. Primo cittadino che apre le porte del suo ufficio comunale a quanti, tra gli stagionali rimasti senza lavoro, dovessero reclamare la sua personale mano di aiuto. Se invece non trovano lavoro, che vengano pure a trovarmi, che troveremo e faremo in maniera tale che qualcosa ci inventiamo. Ma anche lo stesso comune registra danni per i mancati introiti, visto il blocco da Covid. Il comune oggi ha un buco di 4 milioni di euro. È un buco che effettivamente ci consente di erogare solo i servizi essenziali e anche con difficoltà. L'auspicio è che la stagione, per quanto in ritardo, decolli al più presto. Cavallino, lo ricordiamo, con le sue bandiere blu e verde, è la capitale del turismo plein air per la più alta concentrazione europea di top camping, con oltre 6 milioni di presenze nel 2019 e di fatto la seconda destinazione balneare d'Italia. La partenza della stagione per noi è fondamentale perché magari corta, ma che ci sia è di imprescindibile. E poi l'altro aspetto è che ovviamente a settembre-ottobre devono esserci degli ammortizzatori sociali seri per le aziende perché possano fare investimenti e prepararsi pronti per il prossimo anno. Ci devono essere poi delle regole speciali per i bilanci delle aziende in modo tale che possano chiudere i bilanci senza perdite eccessive, con il sistema anche per affrontare la tassazione. E poi per quanto riguarda i lavoratori deve esserci una NASPI che copra come lo scorso anno l'intero periodo, non può esserci una NASPI parziale. Adesso
adesso abbiamo in collegamento Skype il nostro collega direttamente da Venezia, Lorenzo Maier. Perché? Perché oggi, tra l'altro, in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica, ha riaperto i battenti in grande stile, come sempre, la Fenice di Venezia. C'è stato il boom di richieste per visitare lo storico teatro. Allora, Lorenzo, raccontaci un po' come sta andando a Venezia questa riapertura alla grande della Fenice. Buongiorno a tutti voi da Venezia. Sì, come dicevi giustamente tu, c'è un boom di richieste, perché il Teatro La Fenice, lo ricordiamo, era meta prima del coronavirus di visite quotidiane, al di là di quella che poi è la programmazione dei concerti e delle opere, per cui chiaramente è un'attrazione non solo per i veneziani, che comunque anche i veneziani spesso e volentieri fanno una visita alla Fenice, perché vederla chiaramente vuota e senza spettacolo ha un effetto suggestivo molto particolare, ma anche per tutti i turisti un po' così del Veneto, e ci auguriamo da domani anche da tutti gli ospiti che potrebbero arrivare da fuori regione, se sarà confermato col DPCM che si potrà finalmente circolare liberamente. Chiaramente la Fenice è un ente che ha una vita artistica, culturale, ma anche come un vero e proprio monumento, per cui è per questo meta di visite continue. Non è stato possibile in questi mesi, chiaramente, perché era chiuso. Ora poi il prossimo passaggio sarà quello di poter verificare, quando poi potrà partire, la vera e propria programmazione culturale dei concerti e delle opere. Questo è attesissimo da tutti, chiaramente ancora non si sa, anche perché giusto ieri ho parlato con uno degli orchestrali e mi diceva che anche per l'orchestra sarà da studiare una collocazione, perché non potrà più suonare in quella che in gergo viene chiamata una buca, dove c'è lo schieramento delle orchestre in cui tutti i vari componenti sono molto ravvicinati, per cui anche per questo c'è molta attesa. Intanto un segnale di ripartenza c'è. Ascolta, tu che sei a Venezia, hai visto un po' anche la situazione per quanto riguarda, si parlava prima dell'utilizzo anche delle mascherine, ovviamente turisti tantissimi nel cuore della città, approfittando anche di questi giorni di festa, ma la gente le mascherine le indossa ancora? Molti usano ancora la mascherina, perché come abbiamo detto più volte, come ha sottolineato il governatore Zaia, e come anche le istituzioni, dal patriarca, anche le istituzioni civili, cittadine, hanno sottolineato, la mascherina è ancora vista e verrà vista ancora per diverso tempo, a mio parere, come farmaco salvavita, per cui anche se l'ordinanza dà una certa malleabilità, non c'è più l'obbligo, ecco, in molti la portano comunque, perché il fatto che non ci sia l'obbligo non vuol dire che non sia vista da molte persone come una cosa utile, soprattutto in questa fase iniziale della ripartenza, perché c'è ancora molta paura del virus. Bene, allora io ringrazio il nostro Lorenzo Maier, grazie insomma per lo spaccato che ci hai dato da Venezia, e quindi abbiamo sentito direttamente anche tutto quello che riguarda la questione della Fenice nello specifico, e poi la gente che in ogni caso continua inevitabilmente a indossare le mascherine. Abbiamo visto poco fa il servizio di Federico Fusetti dal centro di Padova, adesso Venezia viene confermata la situazione, così un po' in tutte le nostre città. E per quanto riguarda, si parlava prima invece della difficoltà economica che stanno incontrando tantissime attività, e proprio dal mondo degli artigiani arriva questa richiesta pressante che dal governo arrivi un aiuto concreto a tanti imprenditori. È una grandissima opportunità, un'opportunità mai vista in questo mondo, perché c'è la possibilità sia per il committente di fare i lavori a costo zero, ma una grandissima opportunità anche per le imprese per lavorare, perché si crea un nuovo mercato. Ricordiamo che all'interno del nostro territorio abbiamo
tantissime costruzioni degli anni 70-80 che hanno proprio bisogno di effettuare questi lavori di risparmio energetico. I lavori che si possono fare sono i lavori che si chiama il cappotto della casa, poi i lavori che riguardano gli impianti, gli infissi e gli impianti termoidraulici. Questa cosa dà una grandissima opportunità anche al mondo delle imprese, perché c'è la possibilità di lavorare in filiera. Questo è una cosa nuova che può dare veramente slancio a tutto il settore casa all'interno del nostro territorio. E adesso invece ci occupiamo di una pellicola che ha come protagonisti i bambini e si occupa della violenza, da come i bambini vedono la violenza, dal mare alla montagna. Sono le primissime immagini del backstage di Il tempo e i giorni, la trilogia scritta e diretta da Alessia Buiatti, trevigiana d'origine e bellunese d'adozione, che indaga il tema della violenza vista con gli occhi dei bambini. È molto difficile capire e sentire veramente che cosa provano i piccoli quando sono vittime di violenza, di maltrattamenti, di questi silenzi prolungati, e quindi questo film è dalla loro parte. Noi stiamo con la camera sempre dietro di loro come fossimo un terzo personaggio, gli adulti non ci sono, un po' come alla Charlie Brown, non sono presenti, e riusciamo secondo me in questo modo a provare i loro sentimenti, e lo scopo è appunto arrivare agli adulti e comunicare qualcosa a loro. Ambientato a Fralio Piccolo, nella magica laguna di Venezia, Marghera e le Dolomiti, il film breve è un canto sulla giovinezza e sull'innocenza, dice Buiatti, la capacità di dimenticare il male attraverso il gioco e poi di ripiombarci dentro, perché è dai grandi che in fondo dipende la felicità. Molto spesso una donna subisce violenza e accetta questa violenza, tranne che non sia un fatto episodico per strada, perché l'ha sopportata fin da piccola, e quindi è da lì che dobbiamo agire. C'è bisogno di parlare di questi temi che sono sociali, però in realtà non sono giornalistici, cioè sono storie che sono accanto a noi tutti i giorni, ma abbiamo bisogno di sentire con la pancia, non solo di capire con la testa. Ecco. Il lavoro, che sarà presentato ai festival, è stato patrocinato dall'Associazione Nazionale Donne in Rete contro la Violenza, dalle città di Venezia, Treviso e Belluno, oltre che da Spazio Donna Onlus e Fondazione Teatri delle Dolomiti. Con Alessia Buiatti al suo debutto come regista, i professionisti della macchina da presa e 2 giovanissimi protagonisti. Ha un lieto fine? Sì, ha un lieto fine, però bisogna farne di strada. Insomma, da vedere assolutamente quando poi uscirà questa pellicola, anche perché tratta questo argomento particolarissimo, la violenza soprattutto nei bambini, e sarà bello anche vedere proprio come i bambini interpretano e vedono e capiscono e sentono appunto tutto quello che interessa riguarda la violenza. C'è una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo. Eccoci in diretta. Oggi si diceva 2 giugno, festa della Repubblica, e allora io vi vorrei mostrare le immagini che sono arrivate proprio da Marostica, e vedrete protagonista la Filarmonica Crosara Marostica, che proprio sul castello, sulle mura del castello si è schierata rispettando le distanze di sicurezza. Tra l'altro ha voluto ricordare e sottolineare lo stesso sindaco Matteo Mozzo, e hanno eseguito alcuni brani dedicando in particolare la musica a Tobia, uno dei componenti della Filarmonica Crosara Marostica, che si è spento la settimana scorsa. Allora io vi lascio proprio alle immagini e alla musica.
Insomma, un inno d'Italia, poi tra l'altro in questo 2 giugno, festa della Repubblica, abbiamo visto lo scenario splendido di Marostica, il Castello Inferiore, le mura, insomma, e l'inno suonato in questa giornata del tutto particolare. Adesso invece andiamo a Padova e in questa fase 2 ci occupiamo della situazione degli allevamenti. La fase 2 in agricoltura sembra non essere arrivata in alcuni settori. La ripresa per gli allevamenti di vitelli a carne bianca è difficile, in quanto la situazione del comparto ha ormai raggiunto livelli preoccupanti. Lo sostiene Coldiretti Veneto, che ricorda che il settore rappresenta un valore di circa 350 milioni di euro, con oltre 250.000 capi distribuiti in centinaia di stalle, una buona parte delle quali si trova in provincia di Padova. Le perdite a causa dell'emergenza sanitaria, che ha di fatto chiuso i canali di hotel, ristoranti e catering, supera il 30% e fanno riferimento al crollo dei consumi oltre che delle quotazioni. È stato registrato infatti un calo dei prezzi al chilo da 5,3 euro a 3 euro, ovvero 150.000 euro a vitello. Un settore, spiega Coldiretti Veneto, dimenticato dai finanziamenti europei, riservati invece agli animali da 8 mesi in poi, tipologia produttiva tipica del nord Europa, che non presenta di certo invece gli standard qualitativi e caratteristiche dei bovini allevati nella pianura padana. Questo settore della zootecnia rappresenta un'importante risorsa per la nostra regione ed è indispensabile intervenire urgentemente attuando le misure per il ritiro dal mercato di parte del prodotto al fine di riequilibrare il mercato, che oggi riconosce agli allevatori prezzi che sono abbondantemente sotto i costi di produzione. Questa è la proposta di Coldiretti, che si aspetta nel prossimo decreto del Ministero dell'Agricoltura degli interventi per le filiere agricole. E tra l'altro restiamo proprio a Padova, stiamo aspettando, ormai questione di minuti, l'arrivo del governatore Luca Zaia per la puntuale conferenza stampa. Vedo la postazione ormai è sistemata, ma intanto vediamo, perché è scoppiato, dicevamo, a Padova, in via Manara, un incendio questa mattina attorno alle 9. I vigili del fuoco sono intervenuti, le fiamme sono scoppiate al secondo piano di una palazzina leggermente intossicata. La proprietaria, è stato evacuato a scopo cautelativo l'intero condominio. I pompieri sono accorsi con un'autopompa e l'autoscala. 7 operatori hanno prontamente spento le fiamme e hanno così evitato il coinvolgimento dell'intero appartamento. Danneggiato dal rogo, tra l'altro, la sala da pranzo, danni di fumo all'intero appartamento. La donna ha respirato, dicevamo, del fumo, è stata assistita dal personale del SUEM 118, è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti. Portato in salvo anche un gatto che si trovava nell'appartamento della donna. Intanto sono in corso le operazioni di bonifica e sopralluogo del personale dei vigili del fuoco per cercare di capire le cause del rogo che è divampato, lo ricordiamo, questa mattina in questa palazzina di via Manara a Padova. Ormai tutto sistemato, stiamo in attesa, dicevamo, dell'arrivo del governatore del Veneto Luca Zaia e intanto ne approfitterei anche per leggere, vedete la postazione, tutto sistemato, questione proprio di minuti, perché è arrivata un'altra notizia di cronaca, è stata divulgata dai carabinieri con i risultati operativi relativi all'anno 2019 del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia. Ne parliamo più tardi. Intanto è arrivato il governatore, sono arrivati anche puntualmente gli assessori. Allora buongiorno a tutti. Siamo puntuali? Perfetti. Grazie e bentrovati, ritrovati. Direi di dar subito inizio. Poi oggi abbiamo anche, come dicevo ieri, ho anticipato ieri, la presenza dell'assessore De Berti per dare un attimo il punto di situazione rispetto al trasporto pubblico locale. Peraltro questa mattina l'assessore ha incontrato il responsabile del trasporto pubblico privato, definiamolo così, che sono anche qui. Fra l'altro entrate, prego, accomodatevi dentro, che sono sostanzialmente coloro che hanno il noleggio con conducente di pullman, autobus, pensate agli autobus scolastici piuttosto che i pullman, e ovviamente sono in un limbo dimenticato, quindi li salutiamo e dopo ne parlerà l'assessore De Berti. Prego, buongiorno. Allora, i tamponi sono 689.000,
sono 12.200 in più rispetto a ieri, 689.285. 12.200 in più a Alda. Prego. Numero di positivi 19.162, più 8, quindi siamo sempre in linea. Isolamento 1.311, vedete che stiamo sfondando anche i 1.000. Se ne sono usciti ieri dall'isolamento 283 persone. Quindi di questo passo, fatto una media di 200 al giorno, vuol dire in 6 giorni si va a 0. I ricoverati sono 375, meno 7 rispetto a ieri. Dei 375, 103 sono positivi. Le terapie intensive, c'è un bel numero anche oggi, 27, quindi meno 2 e 5 sono positivi. Quindi noi in teoria abbiamo ancora 5 pazienti Covid nelle terapie intensive del Veneto, 27. I dimessi sono 3.388, più 8. Ieri abbiamo incontrato, e penso sia stato con me, che sia stato utilissimo quell'incontro con la dottoressa De Silvestro. È una grandissima professionista. Abbiamo omesso di dire una cosa, che i famosi guariti richiamabili in armi, no? per il prelievo sono 6.558, sono 6.500 sono sicuro, mi ricordo un 58. Quindi sono 6.500 persone che comunque hanno avuto il coronavirus, sono guariti e quindi noi possiamo richiamare, ve lo dico perché ho visto i dimessi, vi ricordo questo dato. Sì, guardatelo, la lettera, la bozza, io l'ho vista ancora l'8 maggio, poi avevano avuto problemi rispetto a una spedizione, avere l'elenco degli indirizzi e tutto è in spedizione, penso stia arrivando in queste ore. Abbiamo fatto proprio una riunione ieri mattina. Totale morti 1921, sono più 3. Vi ricordate purtroppo il decesso in Schiavonia, l'avete trovato ieri sera. Morti in ospedale 1.379. I nati 86. Due note. La parola al Sole De Berti. Prima nota, noi abbiamo fatto un bel incontro ieri con la dottoressa De Silvestro. Io vorrei risottolineare che tutti verranno chiamati e a tutti si preleveranno, coloro che volontariamente si sottoporranno al prelievo, in via principale e corale, i famosi 650 grammi di sangue, di sacca. Dopodiché la sacca, ve lo ricordo, siccome ho visto qualcuno che ci ha scritto e dice ma non siete stati chiari nella procedura, chiamata, cioè lettera, disponibilità, centro trasfusionale, prelievo di 650 grammi di sangue. Da quel sangue ovviamente ci sarà anche la provetta per la famosa titolazione, cioè la provettina che corrisponde alla sacca per capire la quantità di anticorpi. Quelli con titolo superiore vanno subito in lavorazione presso il nostro laboratorio, gli altri vanno nel freezer. Considerate che sono 3 quintali di sangue, però sono 6.000 persone, 6 per 6, 36, vanno nel freezer ed è sangue che ci serve perché abbiamo la possibilità anche di concentrargli gli anticorpi, per cui se hanno titolo basso esistono anche procedure per la concentrazione. E comunque guardate, non c'è scritto da nessuna parte, ne parlavo proprio ieri con la dottoressa De Silvestro, ho posto questo quesito, anche lei dice sì, effettivamente, non c'è scritto da nessuna parte, ma avere un magazzino di 6.500 sacche, ipotetico, no? Perché poi ci sarà qualcuno che non può donare perché è over 65, ci sarà qualcun altro che è immunodepresso o altri problemi, ma insomma avere potenzialmente un magazzino di sacche di guariti potrà servirci anche per tante altre cose, anche di ricerca oltre che per le cure. Vi ho detto questo, dopo passo la parola al Sole De Berti. Noi stiamo preparando un'altra ordinanza in settimana e spero che si risolva la partita dei 0,3. La
partita degli 0-3 è la partita importante, sto parlando di centri estivi e quindi di tutto quello che è l'accoglienza e l'accudire questi bimbi dai 0 ai 3 anni. Voi sapete che sono lì nel limbo, noi abbiamo approvato come regioni le linee guida, però a tutt'oggi il governo non ci ha dato alcuna approvazione. Scriverò peraltro al Presidente Bonaccini, poi l'assessore De Berti ve ne parlerà, ve l'ho già anticipato ieri, per chiedere che ci sia una presa di posizione da parte delle regioni rispetto al trasporto pubblico locale. Cioè siamo convinti del fatto che se in auto giri in 4 o in 5 con la mascherina, se non sei convivente, al ristorante idem, e in qualsiasi posto se c'è assembramento vai con la mascherina, bisogna capienze originarie, perché è inutile vivere di romanticismo su ste robe, non funziona, nel senso che treni non ce ne sono a sufficienza per il fabbisogno che c'è, e così vale anche per tutto il resto del trasporto pubblico. 2 note, c'è questo bimbo, pensate, farà il giornalista da grande, Fabio, che ha scritto il diario con tutti i fatti salienti del coronavirus, e quindi il giorno dei pulcini, quindi ogni pagina è dedicata a una giornata, diciamo, topica del coronavirus, quindi ringraziamo Fabio. Poi voglio ringraziare anche 2 fratelli che sono Matteo lettera con foto, scusate, con disegni eccetera, quindi ringraziamo, sono due fratelli di 10 e 5 anni che ci hanno mandato questo. Poi Miriam Pettenuzzo 7 anni, e poi dei fratelli che sono Marco Griffoni, Raffaele, Gabriele e Letizia. Hanno fatto una mascherina, pensate, questa l'ha fatta Letizia, mi ha detto, a uncinetto penso sia fatta, e hanno versato 30 euro, quindi ringraziamo anche loro. Poi faccio un appello, voi ricordate che avevo presentato delle foto di bimbi che hanno detto beh, noi nel lockdown abbiamo iniziato per la prima volta nella nostra vita a farci un orto, che avevamo fatto vedere. Sti bimbi l'altro giorno si sono presentati qui, si chiamano, hanno portato peraltro sto disegno, si chiamano Nicole e Christian, e sono presentati con un cestino con 5 uova, perché hanno comprato anche le galline, e 4 zucchine e 2 cespi di insalata, prodotti, la prima produzione di sto orto. Mi hanno lasciato, sentite, i soldi, un versamento di 11 euro li abbiamo contati, solo che non ho il nome e cognome per fare il versamento, quindi l'appello che faccio, ne approfitto, se qualcuno ci dice anche il nome e cognome, perché noi per i bimbi facciamo il versamento nominativo, glielo facciamo volentieri, non abbiamo riferimenti per fare, quindi è tutto qui sotto chiave. Hanno versato 11 euro, oltre ad aver offerto in natura la loro produzione. E poi c'è Fedeli di Villorba che ha fatto un prodotto, ho detto che l'avrei fatto vedere, hanno fatto questa produzione e ci tenevo a farla vedere perché c'è la Chiara. L'avete vista la Chiara? La Chiara ormai fa parte dell'arredamento. Ha messo la bandiera in mano a Bottaccino per metterla a me, ma comunque non importa. A parte le battute, ecco, grazie anche a Fedeli. La zebra poteva essere super, giusto? Ah sì, Zorro no. Beh, grazie a tutti. Domande ragazzi, poi passo la parola. Sì, volevo dire che stamattina con gli assessori Bottaccin e Lanzarini abbiamo fatto anche un punto della situazione rispetto ad alcune partite. Questa ordinanza che penso che iniziamo a lavorare domani, non vi anticipo di più. Certo che uno dei temi sarà lo 0,3, questo posso dirvelo. E dall'altro abbiamo fatto un punto della situazione anche rispetto a tutta la partita della raccolta del plasma, perché ci teniamo tanto ad avere efficiente ovviamente la banca del plasma. Prego. Tosato. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Oggi desta un certo clamore
questa presa di posizione del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor. La sua presa di posizione, stiamo parlando dell'azienda ospedaliera di Padova, quindi dell'azienda di Crisanti, dell'azienda della dottoressa De Silvestri che è venuta ieri, dei tamponi, insomma. E la presa di posizione di Flor è conseguente ai punteggi assegnati dalla Giunta ai direttori generali, punteggi che vedono il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova al posto nel Veneto. Flor dice testualmente che questo per lui è un avviso di sfratto, cito le sue parole, che paga il disaccordo con il direttore generale Domenico Mantoan, che è pronto ad andarsene, che ritiene inconcepibile un trattamento del genere verso l'azienda ospedaliera di Padova e che di queste cose ha già parlato con lei, comunicandole il suo stato d'animo. Ma sì, guardate, allora c'è un tema umano, ce n'è uno burocratico e ce n'è uno manageriale. Sono 3 livelli qui, che purtroppo anche nella fretta, nella sintesi della comunicazione spesso si sovrappongono, ma ce n'è uno umano, uno burocratico e uno manageriale. Quello umano ha tutta la mia comprensione, solidarietà, non è un avviso di sfratto, non c'entra nulla, non diamo contenuti a cose che non sono inverosimili. Se il dottor Flor va via è perché decide lui di andare via, ma di certo se devo chiedere a qualcuno di andare via io non uso le tabelline, i punteggi, queste robe qua, cioè, tutti lo sanno, glielo chiedo perché nell'approccio manageriale c'è un approccio che deve essere corretto. Quindi assolutamente è la cosa che mi offende, che chiunque possa pensare che questo sia uno strumento. Peraltro io considero Flor tra i direttori che abbia conosciuto in vita mia, non c'è nulla da dire. Però ognuno ha il suo ruolo, ognuno deve stare al suo posto. Questo è poco ma sicuro con me. Non c'è nessuna frizione con Flor e penso che lui possa solo che confermarlo. Ci ho parlato l'altro ieri forse. L'altro ieri mi dice ma sono arrabbiato perché... Adesso veniamo alla parte burocratica. Allora, voi sapete che lo stipendio di un direttore generale è dato da una parte fissa, importante, e da una parte che prevede una premialità fino al 20% della parte fissa. Forse va spiegate queste robe. Mi rendo conto che sto parlando di un aspetto burocratico, poi parleremo di quello manageriale. Ma siccome l'ho ricostruito anch'io, perché sentendo Flor, intanto non è la giunta che dà i punteggi, la giunta delibera il risultato di una commissione. La parte burocratica ci dice che questo è un obbligo di legge che abbiamo. Personalmente penso che non sarebbe da dare premio proprio a nessuno, uno ha uno stipendio, punto, non è mica un'offesa. Lo stipendio serve darlo più alto, ben venga più alto, ma è inutile che ci sia sempre sta roba in Italia, che c'è sempre il premio, no? Poi i premi creano ste robe. Avendo questa modalità di legge, per legge si costituiscono le commissioni che fanno dei parametri sulle quali, e nessuno mi può smentire, l'Università di Padova ha un sacco di legulei, gente esperta di diritto, eccetera. Non è che la regione può andare lì e dire sposta di qua, sposta di là. Stabiliti i parametri, la commissione elabora con i suoi algoritmi, con quello che volete, non lo so. Cioè, sinceramente, noi siamo interdetti da qualsiasi intromissione per legge, è penale. È come se andassimo nella griglia dei punteggi di un concorso a dire ma sì, vabbè, non sarà andata tanto bene nello scritto, ma dagli qualcosa di più nell'orale, così. Queste robe sono un reato. Io sto pesando le parole. Allora, c'è questa griglia che io ho scoperto, me la sono anche fatta recuperare stamattina, me l'hanno portato, ho detto cosa mai andranno a analizzare. Capisco, guardate, vi leggo perché le leggo, anche ovviamente non dico i punteggi del Flor. Efficienza dei servizi sanitari, rispetto della programmazione regionale, costi del personale, rispetto della programmazione
sui costi dei beni sanitari, rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di primo intervento e di permanenza in pronto soccorso, rispetto di disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per interventi chirurgici, rispetto di disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali, rispetto degli standard di volume ed esito previsto dal Piano Nazionale Esiti, risoluzione di ogni altra criticità aziendale rilevante ai fini del rispetto degli altri. Poi ve la do sta griglia, non vi do i punteggi ovviamente. Vi do i punteggi che si possono attribuire, ma non quelli del dottor Flor, che è una roba sua personale. Miglioramento degli indicatori del network Sant'Anna, sapete che c'è la scuola Sant'Anna che è il benchmark, che fa tutti i benchmark, specifici per le aziende ospedaliere universitarie, miglioramento delle attività di sperimentazione clinica, miglioramento del valore del saldo di mobilità extraregionale per assistenza ospedaliera, soddisfazione di tutte le richieste nei tempi previsti ai sensi del comma 3 articolo 4 legge, non so una cosa che sia. Prerequisito per accedere al sistema premiante del rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato, rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel nuovo sistema informativo sanitario regionale. Questi sono i parametri. Allora, questa griglia con i punti stabilisce quanto del premio annuale deve essere erogato. Quindi c'è un punteggio massimo, è quello che uno prende e poi fanno la somma. Oggi noi stiamo discutendo della griglia delle valutazioni del 2018. Leggo qualcuno che dice ma il Covid, ma non c'entra niente. Primo. Due, sono anch'io d'accordo con il dottor Flor, vedendo le statistiche, che ho l'impressione che siccome vedo sempre all'ultimo posto le due aziende ospedaliere, perché anche Verona è la stessa roba, ho l'impressione che ci siano dei valori che sono fuori discussione, cioè mi metto nei panni dei grandi chirurghi dell'azienda ospedaliera di Padova piuttosto che di Verona, che hanno un sacco di attività, che magari creano più lista d'attesa perché hanno un sacco di, cioè sono un riferimento internazionale, che non possono avere la lista d'attesa del collega chirurgo di un ospedale di provincia, senza sminuire nessuno. Quindi penso che ci sia come un vulnus. Mi fermo qua. Nessuno mette in discussione il fatto che l'azienda ospedaliera di Padova sia un ospedale di riferimento internazionale. Tanto è vero che la Regione tutto quello che doveva fare, investire, fare, brigare, l'ha fatto. Cioè come se io andassi a dire che l'Università di Padova è al 200° posto a livello internazionale. Tutti voi mi dite ma è impossibile che medicina sia al 200° posto di Padova. Ma anche lì in virtù delle tabelle e delle cose viene fuori sta roba qua. Quindi dico che Flor da un lato ha assolutamente ragione di arrabbiarsi. Poi sul piano manageriale pongo un'altra questione. Io al dottor Flor ho detto, siccome noi prendo atto di tutta sta roba, noi la approviamo perché la Giunta deve approvare l'esito del lavoro delle commissioni, è come fosse una gara d'esame, una roba del genere. Ho detto, mi faccia due righe che almeno abbiamo, come si può dire, il presupposto giuridico, non per andare a fare abusi non consentiti da legge, ma perché una parte che si ritiene lesa chiede lumi o contesta. È stato detto da qualcuno, o forse l'ha detto il dottor Flor, o forse qualcuno l'ha letto, io non lo so, che il dottor Flor ha già contestato queste robe, ma non all'amministrazione regionale, perché noi non abbiamo visto una lettera, quindi se ci sono queste contestazioni magari ci aiuterebbero anche a capire di più i parametri. Però da qui a montarci un caso di dire che è stato fatto per mandare via Flor, lo ritengo offensivo nei miei confronti e dell'amministrazione. Due, che questa è la messa in discussione dell'azienda ospedaliera. L'azienda ospedaliera non c'entra niente con questa roba qua. Piuttosto si dica che ci saranno dei parametri sbagliati, ma che adesso c'è mezzo mondo si senta chiamato in causa per questa roba, è un aspetto manageriale che il datore di lavoro ha con il suo manager, punto. Non sto sminuendo il problema, ma neanche non lo voglio vedere ingigantito come qualcuno lo vuole ingigantire, perché penso che nelle normali relazioni che ci sono tra datore di lavoro e lavoratore o manager, uno dice guarda, questi parametri non vanno bene, allora agli atti dell'amministrazione regionale non c'è una riga di nessun direttore che mi contesta sta roba. Io l'ho presa oggi e sentite, è illegalità andare a prendere e sistemare i numeri. Se i numeri però vengono fuori male, e Flora ha ragione,
probabilmente la griglia non tiene conto della peculiarità dell'azienda ospedaliera. Però, ripeto, mi fermo qui. A me spiace che si vogliono dare tutti i contenuti, tutta sta chiamata di popolo, ora che la faccia la politica ci sta, perché ormai quei polemiche su tutti, ma che ci sia qualcuno che comincia a invocare la lesa maestà, perché dice io lavoro in azienda ospedaliera, ci avete usato, il mio lavoro non vale più come prima. Cioè, peraltro devo dire che anche l'anno precedente c'era lo stesso punteggio. Però ripeto, Flor non merita di essere tra i primi. Ma ripeto, questo è un fatto della premialità dello stipendio. Io non so come banalizzarlo per spiegarlo, no? Cioè, è come se a un manager di una grossa multinazionale nota dessero una premialità più bassa rispetto al previsto. Non è una questione di soldi per Flor. Sgombriamo il campo, perché qua ormai quando parli di soldi tutti dicono non è una questione di soldi. Non è una questione di soldi, è umana, sono d'accordo. Allora il manager viene penalizzato in questa multinazionale, a questo punto tutta la multinazionale dice che siccome è stato penalizzato, la multinazionale non è più quella di prima. Dal punto di vista manageriale non sta in piedi questa teoria. Cioè, voglio ricordare che io nella sanità non ho dato premi per anni. Non ho dato premi per anni. Voglio anche ricordare che sono stato oggetto di ricorsi da parte dei direttori che se ne sono andati via, dopo essere andati via per naturale scadenza, sono andati anche in tribunale a farsi pagare i premi. A me spiace, perché Flor è un punto di riferimento. Mi spiace ancora di più che metta, anche se velatamente, in dubbio la fiducia che ho sempre dimostrato nei suoi confronti. Ha deciso di creare un caso, ne prendo atto, perché per me c'è un caso, Flor. Sinceramente per noi è un fulmine a ciel sereno. Umanamente lo capisco al 100%, tanto è vero che gli ho detto scusa, presenta una memoria. Mi ha detto che non la vuol fare, e cosa volete che ci faccia io? Non è che posso andare in giro per la ragione a strangolare la gente. Ecco, sì, prendo atto di questa appunto definizione riguardante i criteri della griglia. No, dopo ve la diamo. Della valutazione. Tuttavia non so, colpiscono due circostanze secondo me. Una che Flor, e le ripeto, io sto citando quello che ha detto. Non è che letto, sinceramente. Comunque sono citazioni, non sono mie considerazioni. Flor sostiene in realtà di pagare il disaccordo con il direttore generale Mantoan, cita il fatto che nella famosa lettera di Mantoan a Crisanti, quella riguardante i tamponi, che Crisanti ritiene una sorta di alto là abbastanza minaccioso e che ha creato questa polemica, la stessa lettera era rivolta a lui e lo diffidava dal procedere a tamponi non autorizzati. E mi colpisce anche il fatto che Flor è il manager che sta conducendo l'operazione Nuovo Policlinico Universitario di Padova. Allora la domanda è, ci sono le condizioni perché questo manager resti al suo posto oppure no? Ma guardate, lo ritengo anche offensivo sinceramente, Filippo. Siccome dice lui che è pronto ad andarsene. No, guardatemi, lo ritengo offensivo, perdonami, che venga posto, perché vorrei ricordare che qua non è che si rovescia il mondo. Cioè, i manager li ho scelti io, non voi, giusto? Che adesso venite a farmi la lezione su quanto bravi sono i manager che ho scelto io, grida un po' vendetta. Cioè che voi fate le crociate per manager che io ho scelto e ho confermato. Flor ha il suo posto e resta lì, se va via perché sceglie lui di andare via, ma io spero che resti lì. Ma vi rendete conto che stiamo creando un caso su una roba che secondo me è raffrontabile anche in maniera. Poi senti, la partita, io non entro nelle beghe personali, siamo tutti uomini in carne ed ossa. C'è qualcuno di voi che nelle vostre aziende non ha mai subito qualche screzio o qualche diverbio con colleghi di lavoro, con capi o con qualcun altro? Beh, sembra che qua siamo tutte educande svizzere. No, se qualcuno vuole alzare la mano e che va tutto liscio, lingua con tutti, allora me lo dite, lo scrivete, prendo atto che nelle redazioni non c'è nessun problema. L'oasi mondiale.
Cioè allora, io non sto sminuendo il problema, e vedete che ve lo dico con sincerità quello che penso. Io non ho mai fatto politico, dico sempre quello che penso. Non lo sto sminuendo il problema, e sono perché Flor lavori sereno, ma da qui a ingigantirlo ne passa tanto. Cioè io dovrei essere tutto il giorno sul piede delle dimissioni con tutte quelle che mi fanno. Pensate che io non abbia avuto problemi a lavorare in tutti questi anni? Pensate che il mio percorso sia sempre stato bello, asfaltato, tirato, perfetto? Pensate che sia più pericoloso il fuoco amico o il fuoco nemico? Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo comunque parlando di manager. Cioè questa non è una discussione da bar, stiamo discutendo tra manager di altissimo livello che io ho scelto, e non accetto che qualcuno venga a spiegarmi quanto bravo è Flor, perché io l'ho scelto e l'ho protetto, l'ho investito, ed è l'uomo giusto sul posto giusto, anche quando voi pensavate che realizzare l'ospedale di Padova fosse un'utopia, o no? Non scuote la testa, perché è così. Io non ho mai pensato. Tu no, però comunque c'era qualcuno che lo pensava. Allora io non posso accettare che dopo che ho messo i più grandi centravanti, ho messo la squadra del campionato, mi venite a dire ma Maradona è uno bravo, non te ne sei accorto. A me lo dite. Tanto se robe vanno a rotoli, di chi è la colpa? Mia? C'è qualcun altro che si prende la colpa? Quindi i meriti non li condivido con nessuno sulla scelta dei direttori generali. E Flor non è in discussione, e lui da manager dovrà dire al mondo intero perché va via se ha deciso di andare via, ma di certo non va via perché gli manca la sfiducia dell'amministrazione, e l'amministrazione non fa giochetti per mandare via gente, sia chiaro questo. Tanto è vero che gli ho detto l'altro giorno, visto che vogliamo dirla tutta, io ho detto guarda che se vai via non ti do neanche il preavviso, te lo fai tu, non ti do neanche di andare via, bonificando il preavviso. Ovviamente in un colloquio cordiale per dirgli che io non voglio che vada via, punto. Se poi lui ha altri progetti, ha deciso di andare in pensione, altre robe, lo dirà al mondo intero, ma non esiste che si dica che va via per colpa mia, non esiste proprio. E comunque non mi piacciono i comitati fatti così notte e tempo. Cioè, queste robe troppo personalizzate non mi piacciono. Siccome ho ricevuto anche dei messaggi da parte di professionisti che adesso tutti sono accorti che esiste Flor, sono accorti tutti, chissà perché in questo momento, in questo istante, sembra quasi che la regione non sapesse neanche che aveva il direttore generale all'azienda ospedaliera. Con Flor, che ci parlo quasi tutti i giorni, forse è l'unico direttore col quale parlo quasi tutti i giorni, anzi forse non l'unico. Passiamo alla Trombon, poi Maleasi, poi Prigioni. Buongiorno, due cose, una molto tecnica perché mi facevano notare che nella tabella su VO c'è 0 casi positivi e poi 2 attualmente positivi, forse un refuso, solo per scrupolo. Chi ho visto? Quella di oggi? Sì. Sarà un refuso, cioè, dopo te lo diciamo. Dopo lo vediamo, va bene. Invece l'altra domani si riapre i regionali. Riusciamo a dipingere che cosa troveranno eventuali turisti, ad esempio, che arriveranno in Veneto? Si devono aspettare naturalmente, che ne so, la misurazione per entrare in albergo, controlli in aeroporto, treni, qualcosa? Nelle ordinanze nostre non è previsto tutto questo. Devo dire che fortunatamente abbiamo dato la studia già dal 18 di maggio, per cui noi siamo già con le macchine che avranno i motori al minimo e sono accesi per i motori. Chi ha fatto la scelta invece di procrastinare non potrà già approfittare del fatto che possono arrivare già turisti da domani. E io avevo investito su questa sfida e anche questa è una sfida vinta. I nostri albergatori, i nostri operatori hanno bisogno di turisti per lavorare, e se vengono da fuori regione meglio ancora. Quindi nessun tipo di controllo, era solo per verifica. Per noi non è previsto, linee guida da applicare, basta. Prego. Buongiorno Presidente. Prima ricordavi opportunamente il fatto del ritardo del governo sulla validazione delle linee guida per il 03.
hai anche accennato al fatto che nell'ordinanza prossima regionale si parlerà anche degli 0,3. Non è appunto il caso che, visto il ritardo prolungato del governo, sciolga il dubbio la regione e parta? Stiamo tentando di fare proprio questo, Malavasi, cioè di tentare di partire ovviamente con tutte le tutele, perché avendo un governo che è latitante su questo fronte, che è l'unico se ci pensi, cioè dal 3 ai 17 ci siamo fatti validare le linee guida, 0,3 ancora no, però noi non è che possiamo aspettare l'infinito, perché le famiglie non sanno più come fare, quindi cercheremo di andare in soccorso, ovviamente rischiando non poco. La seconda questione, sì, scusa, ho dimenticato, io erano due le domande. La seconda questione è questa: visto che sono passati, se non sbaglio, 16 giorni da quando ci sono stati quegli episodi di Movida di cui si è discusso molto, all'ultima riapertura, insomma, diciamo, uno degli ultimi step, quindi a Milano, a Padova, a Verona, e da allora, dal punto di vista dei dati che si sono susseguiti, non è che si sia verificato alcuna recrudescenza particolare, ma anzi i dati hanno continuato regolarmente a scendere. Non è che per questo sia il caso di accelerare anche nel ridurre le ultime restrizioni che ci sono, penso al mondo economico delle attività produttive, ma anche a quello, visto che parlavamo di famiglie, per esempio dei GREST parrocchiali che fanno molta fatica ad avviarsi date le limitazioni? Ma sai, il tema della modifica delle linee guida, soprattutto per la partita dei GREST e dei centri estivi, è un tema delicatissimo. Non nego che noi come Presidente di Regione e come Commissione stiamo affrontando anche una revisione, perché è ovvio che tu non è che puoi dire che i centri estivi vanno all'infinito con queste linee guida, se il mondo sta cambiando cioè è giusto che ci si adegui anche a questo aspetto, però al momento no. Al momento no vuol dire che ancora sta settimana decisamente no, cioè non siamo nelle condizioni di poter, diciamo, attenuare l'impatto della guida rispetto ai centri estivi o ad altre attività. Ci vediamo per qualche giorno per ripensarci. Noi ci stiamo lavorando, però dite che poi c'è un confronto col servizio della prevenzione, che è un confronto giustamente di natura scientifica, dove a un certo punto noi ci dobbiamo fermare, perché la prevenzione mi dice guarda ancora non possiamo, considerate che noi abbiamo allargato tanto e siamo stati i primi a aprire tutto, quindi siamo già in anticipo rispetto agli altri, però ci stiamo ragionando su questo, su una modifica generale delle linee guida. Pensate, non so, alle limitazioni nei ristoranti, cioè, se finisce che siamo ancora ai 12 non conviventi con la tavolata, siamo ancora al tema dei conviventi e altre robe, se il tutto si riducesse, entra in ristorante e siediti, lo si può anche far diventare linea guida, ma bisogna che ci sia un minimo di dato epidemiologico per il servizio della prevenzione. E così con il carico sui centri estivi, il numero di operatori per bimbi, eccetera. Lanzan. Presidente, buongiorno. Ciao Alda. Quindi l'ordinanza che state preparando e che sarà probabilmente presentata questa settimana o la prossima, pare di capire? Sì. Rivedrà un po' tutte le linee guida oppure no? No. Però potreste un attimino strappare sui centri 03? Sì, 03. Stiamo lavorando su lei quello. Quando dice non possiamo aspettare all'infinito, cercheremo di andare in soccorso delle famiglie anche rischiando? Ci siamo dati come obiettivo quello di risolvere il problema in settimana, Alda. Ok, va bene. Poi un'altra domanda. Grazie. Invece per quanto riguarda il torno sui premi ai direttori generali, Sì. Lei ha ricordato che effettivamente quando c'è stata la grandissima crisi economica, Sì, ho tolto i premi. Lei ha tolto i premi. Ci ho preso anche le denunce. E quindi i direttori generali delle US, all'epoca ce n'erano un po' di US, ricevevano soltanto lo stipendio, giusto per dare un'entità al tema su cui lei ha parlato poco prima. A quanto ammonta lo stipendio e a quanto ammonta il premio? Guarda, lo stipendio sono della legge Bindi vecchi 300 milioni di lire, quindi sono 154.000 euro anno lordi, e il premio del quale si discute vale il 20% dello stipendio base, quindi sono 30.000 euro. Quindi uno che prende il premio pieno va a 184.000. E quindi se il premio tutto, è azzerato del tutto oppure c'è un premio inferiore? No, nella fattispecie sono 6-7.000 euro di meno. Quindi chi prende il massimo arriva a 184.000 Guarda, euro. oggi sui premi del 2018 si va dai 30.000 ai 23.000. Questo è il range.
cioè non è zero. Ma non è una questione, guardate, io sono convinto che non è una questione economica e Flor ha assolutamente ragione, però ne pongo anche una questione di metodo, perché se tutte le aziende facessero, come si può dire, cioè, avessero questa discussione alla quale sto assistendo per fatti simili a questi, avremo il disastro in Italia. Almeno, oppure li conosco tutti io i manager che hanno qualcosa da ridire, non lo so, cioè nel senso che non... Io conosco un sacco di manager che hanno problemi anche più grossi, me ne parlano. Cioè, abbiamo visto amministratori delegati scomparire anche qui in Veneto. Però non si dica che vogliamo mandare Flor, perché vuol dire essere dei poco di buono a dire questo. Perché Flor deve stare in Veneto e non ha alibi se vuole andare via, perché deve dire perché va via, e questa non è una motivazione, a mio avviso, per un manager. Quando ha la fiducia dell'amministrazione, il problema delle tabelle lo si risolve, bisogna metterci in mano, perché io ho scoperto sta roba oggettivamente, onestamente, siccome era una partita di premialità, uno vede da 30.000 a 23.000, dice vabbè, onestamente noi non si è neanche posto il problema di vedere la classifica, se devo dirvela tutta. Ce l'ho scoperta dalla telefonata con tutta sta roba. E Flora è giusto testimone. Scusi, io forse ero distratto, non ho capito. Chi è che stila questa classifica? Sono delle commissioni che sono indipendenti. Ah, quindi è come una commissione d'esame, cioè, di gara, cioè tu non è che puoi dire fai vincere questa impresa perché a te arriva il punteggio e approvi il vincitore, punto. Cioè, è penale qui, Sì, no, era per capire qual era la fonte. Perché se fosse discrezionale, io direi togliamo il premio a tutti, prima roba, gli diamo uno stipendio. No, nel senso che poi magari gli diamo uno stipendio calibrato. Sta roba della premialità è inevitabile, che avrà sempre qualcuno che sarà l'ultimo della classifica. Che siano le aziende ospedaliere, guarda, due aziende ospedaliere sono terzultima e ultima. Sì, 20 punti mi ricordavo li dà la quinta commissione su questo punteggio. Le due aziende ospedaliere, anche qui per quelli che guardano i punti, cercate di non fare come qualcuno che guardava la lista e non si era accorto che V di Veneto viene per ultima nella lista, pensava che fossimo gli ultimi. Vi ricordo che le aziende ospedaliere non hanno i 20 punti della conferenza dei sindaci, quindi 90 punti di un ASL provinciale e 80 punti di un'azienda ospedaliera, vuol dire che l'azienda ospedaliera potenzialmente poteva fare più 20. Perché ho visto anche dei confronti, non funziona così. Le aziende ospedaliere hanno 20 punti in meno d'ufficio perché non hanno la conferenza dei sindaci. Grazie. Marchiori e poi Emiliano. Presidente, buongiorno. Ciao. La domanda che è posta da più famiglie: si stanno ritrovando a vedere aumentati rispetto agli anni precedenti i costi dei centri estivi. Ora sappiamo che è perché ci sono tot bambini per tot insegnanti, animatori, quello che è, però in questo modo le famiglie, tante delle quali sono già state penalizzate per lavoro eccetera eccetera, in questo momento sono in estrema difficoltà e non è un aiuto, non gli si viene incontro in questo modo, e ci sono famiglie per cui nemmeno il bonus è sufficiente. Cosa gli possiamo dire? Perché sono tante e sono anche abbastanza preoccupate per questo. Guarda, noi abbiamo da un lato i famosi 150 milioni di euro che capiremo anche come verranno distribuiti, perché questo potrebbe essere un aiuto concreto. Siccome dovranno essere distribuiti, speriamo che lo facciano velocemente e che vengano girati dalle famiglie. Poi vengono girate dalla regione, dai comuni, questo non è un problema che mi riguarda, è importante arrivino alle famiglie. Dall'altro l'unica via di uscita in questa fase è quella di modificare le linee guida. Però abbiamo iniziato l'altro ieri, Mi faccia capire, in tal senso potrebbe esserci una novità, una modifica? Stiamo lavorando su questo, lo dicevo anche prima a Malavasi, cioè sì, questa è una base di lavoro che potrebbe aiutare il gestore e di conseguenza le famiglie.
Ok, grazie. Prego. Emiliano. Ciao Emiliano. Presidente, buongiorno. Abbiamo assistito in questi giorni alla bagarre, alla questione con la Grecia, abbiamo ascoltato durante le varie conferenze stampe anche i corridoi internazionali, i patti che si stringono nazioni con nazioni. Io chiedo al Veneto, ne avevamo parlato tempo fa, la promozione, quindi per fare arrivare i turisti, visto che sembra che ci sia paura, sembra che ci sia diffidenza nei riguardi di una regione che alla fine lei ha chiamato Covid free, e che quindi possa aiutare ad esempio le persone che ho alle mie spalle e tanti altri imprenditori del mondo del turismo, che è il principale forse del Veneto. La promozione turistica la stiamo attivando, è attiva. Cosa stiamo facendo? Gli americani forse non li vedremo quest'anno, però gli altri? Grazie Presidente. Ma guarda, noi abbiamo un progetto di promozione turistica che ormai è pronto e usciremo, no? Chiamerò l'assessore Canera a presentarlo perché riguarda sempre la vicenda coronavirus e Covid e crisi, come ho chiamato l'assessore Marcato per le attività produttive e il vicepresidente Forcolì. E noi abbiamo un piano che è anche innovativo peraltro, cioè io ci ho messo mani in più occasioni, sarà qualcosa di innovativo, visto considerato che ci sarà mischia al centro a livello internazionale. Pensate che tutti hanno il loro piano, tutti cercheranno di comunicare, vedremo di fare qualcosa anche di speciale. Dopodiché c'è una promozione nazionale che deve essere fatta in maniera strutturata. A tutt'oggi non si è visto nulla. Noi come Presidente della Regione non siamo informati di una grossa campagna che parta e non vorrei che si riducesse a mettere un po' di manifesti in giro per gli aeroporti o a fare qualche fiera perché non serve a niente. Sono stato deriso quando dicevo a livello nazionale sarebbe bene andare a soldare gli opinion leader e gli influencer in giro per il mondo. Mi hanno preso in giro per una settimana. Però vedo che adesso sono tutti che parlano di influencer, di opinion leader. Penso che a livello nazionale si debba fare così. E a livello locale abbiamo una scuderia di abbiamo un piano di promozione che presenteremo. Ho visto anche ieri la bozza finale e viene fuori bene. Grazie Presidente. Prego. Compatibilmente con le risorse. Compatibilmente con le risorse, che se avessimo 100 milioni di euro per fare una promozione, capite che cambia il mondo. Allora, un Tosato e un Malavasi e altre domande? Così chiudiamo. Poi c'è l'assessore De Berti. Poi passiamo all'assessore De Berti. Certamente, guardi, sono più che altro due segnalazioni che riguardano. Uno riguarda proprio il trasporto privato, poi magari sarà affrontato anche dall'assessore. Assessore, sì. Certo. In particolare i conducenti dei veicoli a noleggio. Sono loro? Quindi benissimo. NCC, esattamente. E l'altra cosa riguarda i centri estivi dei comuni, chiedono se i comuni che li stanno predisponendo, se sarà possibile per i bambini, per i ragazzini portarsi da casa mangiare. La merendina, la bottiglia d'acqua minerale, i giochi, ecco. Stiamo guardando perché lì c'è il famoso articolo 2 che prevede fondamentalmente la creazione di un catering e dicevo proprio anche all'assessore ieri, non è morto nessuno a mangiare il panino o la mela, no? Non è che adesso dobbiamo mettere in sicurezza il punto tale che dobbiamo fare tutta la certificazione della filiera, iniziare dall'ospedale e arrivare alla bocca del bambino. Fa un panino a casa della mamma, più sano del panino della mamma non ce n'è. Se mi consente soltanto un flash che riguardava proprio il caso Flor, ma non vorrei neanche chiamarlo caso Flor perché non va personalizzato. Mi correggerà se sbaglio l'assessore Lanzarin, però mi sembra, vado a memoria, che è vero che le aziende non usufruiscono dei punteggi da parte delle conferenze dei sindaci, ma nel loro caso il punteggio della giunta pesa di più, quindi insomma compensa questa cosa, giusto per la precisione. Ecco. Ma soprattutto perché dicevo che non va personalizzato secondo me questa cosa, perché quello che mi ha colpito personalmente nelle dichiarazioni di Flor è che Flor a un certo punto dice a fronte di un'azienda che da anni dimostra la sua capacità, assolutamente sì, il suo valore,
vengono adottati in maniera rigida dei criteri burocratici, una griglia che non tiene conto del fatto che a noi vengono affidati gli interventi più delicati, quando c'è un'emergenza spesso ce ne facciamo carico e veniamo valutati alla stregua di con tutto rispetto, di un ospedale ordinario di provincia, e questo anche per quanto riguarda per esempio la spesa. Lui fa un esempio, dice è vero, abbiamo speso di più per i farmaci. Hai fatto un corso di medicina o altro? Insomma, sono certo che lei ha colto questa... Ma sì, ma guardate, cioè io condivido tutto, non condivido il metodo. Cioè, nel senso che io penso che tra manager, se c'è un problema, c'è una soluzione. Giusto? Se non c'è una soluzione, non c'è un problema. Allora, se tu mi dici che c'è problema e non c'è soluzione, devi andare via, vuol dire che non è un problema. Siccome tutti i problemi hanno una soluzione, troviamo una soluzione anche a questo, ma se ne fai una questione solo e irremovibilmente, che posso capire, anzi la capisco, io mi sarei incazzato anche più di Flor, però alla fine poi è andato a dire bene, adesso cosa facciamo? Flor dice che lui non vuole fare il corso. Io vorrei vedere le lettere di contestazione che ha fatto, perché per noi sarebbero utili, ma siccome non le ha mandate a noi, anche questo sarebbe utile capire. Contestazioni che sono delle osservazioni utili, perché il professor Rea ha una lista lunga perché è il numero 1, non si discute su questo. Ma mettetevi nei miei panni, io queste carte non le ho mai viste, so solo che c'è un gruppo di lavoro che dà i punteggi in base a tutte delle formule fantascientifiche e la legge mi dice che io non devo assolutamente mettere pegola su sta roba perché è un reato. E poi mi fa star male pensare che venite voi oggi a fare la difesa del mio manager. La trovo strana sta roba. Quindi al dottor Flor chiedete che se è vero che vuole andare via, e secondo me sbaglia, ma sbaglia di grosso, chiedetegli perché. Perché se va via per questo motivo non è un motivo. Io la vedo così. Perché abbiamo avuto manager della regione, e anche Flor ha avuto problemi ben più grandi che ha saputo affrontare assolutamente con agilità. E non voglio neanche che si dia l'idea che la regione diventa ogni volta controparte del direttore, dell'azienda ospedaliera, perché l'azienda ospedaliera esiste perché ha dei grandissimi professionisti e perché c'ha una regione che inietta a piedi lista tutto quello che può fare. Perché come diciamo sempre, i tamponi come noi li ha fatti anche New York, no? Però New York hanno le fosse comuni, noi no. Allora, se ci togliamo la parte di sfiga, vuol dire che servono i tamponi, servono le terapie intensive, servono le malattie infettive, servono il direttore generale in gamba come Flor, serve tutto un sistema. Allora, o cominciamo a ragionare con squadra, se non è finita, punto. Alla fine abbiamo sempre tutti un interlocutore che si chiama paziente. Perché io mi metto nei panni dei pazienti e leggono di ste beghe qua, penso che non siano edificanti. E con questo ho chiuso la trasmissione. Malavasi, non mi ricordo chi si era prenotato dopo Malavasi, scusate. No, Malavasi. In questi giorni si è parlato più volte in maniera perplessa, critica circa le decisioni, gli atteggiamenti o le scelte della Grecia nei confronti dei visitatori anche italiani. Però di per sé c'è anche la vicina e addirittura confinante Austria che abbia un atteggiamento molto più aperto. Allora, salvo che io mi sbagli, c'è da fare qualche valutazione anche da parte del Presidente della Regione circa l'Austria, magari anche qualcun altro, e chi oltre alla Regione Veneto e al Presidente può ovviamente dirà il Ministero degli Esteri, ma insomma non è pensabile che anche qui in logica di squadra si concerti un po' meglio l'atteggiamento da seguire? Sì, guarda Malavasi, gli esteri non sono di competenza nostra. Che avevamo un ministro degli esteri, auguri. Ma scusate, quando io ero ministro dell'agricoltura non è che uno veniva a parlare delle patate a me e io dicevo non so, c'è il ministro dell'agricoltura, le patate e i cavalli quando aveva la crisi del latte eccetera, quando si parla di frontiere, di confini, di diplomazia c'è il Ministero degli Esteri, adesso al di là delle battute. Io penso che anche l'Austria se fa queste scelte saranno poi, saranno
surclassati dai cittadini. I cittadini austriaci sono dei fratelli per noi, sono dei familiari, per cui non capisco neanche come possano pensare di non avere rapporti con una comunità che è un unicum per loro. Tanto è vero che la Carinzia si pone in maniera diversa rispetto a tutto il resto dell'Austria, anche questo è un tema sul quale andrebbe fatto qualche ragionamento, ma Carinzia vuol dire Klagenfurt, Villach, vuol dire il nostro confine. Marchiori, poi passiamo all'assessore De Berti. Marchiori, aperte le frontiere, puoi andare in Puglia. Si preoccupi, Non sta a domandarmi ancora della casa in Puglia. per partire. Non che avevo dubbi, aveva fatto 50 domande su quando aprono i confini. Anzi, quando vuole è ben accetto anche lei. Allora, Verremo con Pullman. a proposito dell'Austria, c'è quest'ultimo... Allora, qua che sei Pullman? Vabbè, il viaggio della speranza, no, un po' di tranquillità. Allora, c'è quest'ultima ora che riguarda l'Austria, e gliela leggo perché dice: pronta a riaprire a metà giugno all'Italia, prospetta l'apertura del confine a partire da metà giugno qualora l'andamento epidemiologico lo consentirà, in concomitanza con la ripresa della libera circolazione con gli altri paesi confinanti. Se così non fosse, Vienna valuterebbe almeno la ripresa degli spostamenti con le regioni italiane che possono vantare dati positivi. Tutto aperto. Kurz sta rivedendo la sua posizione, ma faremo festa quando la rivedranno i greci, vedrete, i greci non si smentiranno, alla fine diranno che ci sono sbagliati. Assessore De Berti. Sì, grazie ragazzi. Buon lavoro. Grazie. Avete sentito l'intervista? Pensate, penso Albertino di conoscerlo almeno da 25 anni e sì, mi hanno chiamato, ti è piaciuta? Sì. Se fosse un'imitazione all'inizio poi allora, sono mia De Luca, c'è l'originale, basta qui. Non le abbiamo chiesto niente. Appunto, basta, fine. No, ti sei bruciato tutti i tempi, Filippo. Cioè, voi avete un tempo e basta. Fine. Altrimenti ci dice che prendiamo le parti di Salvini. No, assolutamente. Assessore De Berti, prego. Grazie, buongiorno. Assessore De Berti. Pronti? Oggi è un'altra giornata benissimo rapida, faccio la prima domanda io, però... Beh, se considerate che vi dico solo un dato, in un giorno medio feriale su tutto il Veneto con treni Italia trasportano 32.000 passeggeri, che sono il 20% di passeggeri pre-Covid, e domenica ne abbiamo portati a Venezia 20.000, mi capite bene che sono numeri da capogiro. Ne abbiamo portati 13.000 sabato, 20.000 domenica e molto probabilmente oggi supereremo anche i 20.000, perché oggi ci sono 29 treni straordinari e stanno viaggiando tutti pieni, quindi anche oggi Venezia sarà ben affollata, anche perché oltre a chi arriva in treno dovete aggiungere chi arriva in macchina, chi arriva in autobus, eccetera. Vuoi andare avanti e dare una spiegazione? No, se vogliono... Sì, andiamo direttamente alle domande. Le domande all'assessore De Berti. Emiliano là in fondo, Banzano. Assessore, buongiorno, approfittiamo, visto che c'è una categoria che sembra sia stata dimenticata proprio anche da chi dovrebbe rappresentarli sul tavolo, romani, se si può raccogliere appunto il loro grido d'aiuto e che cosa si può fare per loro. Allora, guardate, io è un po' di giorni che, visto che l'assessore Marcato qualche giorno fa avevo parlato con lui, perché gli ho posto proprio la domanda, scusa, gli ho detto, ma io mi occupo del trasporto pubblico locale, però nel mondo dei trasporti c'è tutta un'area dedicata al trasporto privato che sento che nessuno ne parla. E ho chiesto a Marcato se sul tavolo le associazioni di categoria a lui come attività produttive avevano posto la questione del trasporto privato, e Marcato mi ha detto di no, che a lui il problema del trasporto privato non è mai stato posto.
A me le associazioni di categoria ovviamente l'avevano posto, perché io ho il tavolo con tutte le associazioni di categoria, parliamo del trasporto pubblico locale, sapevo anche della problematica del trasporto privato. Il mio unico problema è che la raccontano a me e con me finisce, nel senso che sapete benissimo che il ministro De Micheli si confronta con i sindacati e con le associazioni di categoria, quindi le associazioni di categoria che rappresentano anche i signori, ma non si confronta con, non riconoscono gli assessori regionali come degli interlocutori. Quindi sostanzialmente nel momento in cui la problematica viene posta a me, io non ho nessun tavolo dove porla. La prima domanda che ho posto a chi è qui oggi è stata: ma voi non avete un'associazione di categoria che porta avanti le vostre richieste? E purtroppo la risposta che tutti in maniera corale mi hanno dato è stata: ma noi non ci sentiamo rappresentati. È un grosso problema che deve assolutamente essere posto sul tavolo, perché lì abbiamo padri di famiglia, madri di famiglia che sono letteralmente a zero, imprenditori dove hanno gli autobus fermi in garage, vivono di turismo o di trasporto scolastico, e con le scuole chiuse sapete benissimo che il trasporto scolastico ovviamente è stato interrotto. Senza i turisti, cioè loro non stanno lavorando e le loro necessità non vengono riconosciute da nessuna parte. Quindi adesso con il collega Marcato vedremo di fare un'azione sinergica per quello che verremo ascoltati, ma chiedo anche a voi come giornalisti veramente di dare risalto e di dare visibilità al dramma che stanno vivendo questi dipendenti e questi imprenditori, perché anche loro devono essere considerati come una categoria che deve vedersi riconosciuto qualcosa. Assessore, chiudendo, le chiedo se loro potranno comunque affiancare, per sopperire alla mancanza che abbiamo già ripetuto più volte, del parco mezzi del pubblico, quindi potranno affiancare le aziende di trasporti locali e dare quindi una mano incentivando le corse, perché alla fine abbiamo capito che è così che forse si risolve il problema, con più corse. Allora, l'obiettivo è quello di arrivare nel trasporto pubblico, nel trasporto privato, così com'è nel trasporto privato, diciamo, degli NCC, così com'è nel trasporto privato della macchina del privato cittadino, di arrivare ad utilizzare la mascherina e di poter occupare tutti i posti come si faceva prima, perché anche se loro dovessero iniziare a fare il servizio ma con la metà della capienza, ricordiamoci che sono tutti servizi in perdita che non si pagano, quindi il droplet comunque sarebbe un limite anche per loro. In questo momento non è possibile affiancarli al trasporto pubblico locale, che vi dico è oggetto di discussione nel tavolo che io ho aperto, il discorso di integrare il TPL con il loro servizio. Però tutte le aziende di trasporto, dal ferro all'acqua alla gomma, non hanno ancora richiamato in servizio tutte le persone che hanno in cassa integrazione, non hanno ancora messo fuori tutti i mezzi che hanno a disposizione. Questa valutazione, qualora non verrà tolto il droplet, è una valutazione che verrà fatta nel momento in cui tutti i mezzi saranno dispiegati, tutto il personale sarà dispiegato e non sarà sufficiente. Quindi sicuramente loro potranno venire in soccorso del trasporto pubblico locale, ma in questo momento noi abbiamo, parlo per Trenitalia, il 65% dei treni in servizio, quindi anche questi servizi, ci tengo a dire che noi abbiamo fatto domenica 24 treni straordinari, sabato ne abbiamo fatti un'altra decina, 10-15, ieri ne abbiamo fatti 8, ma c'erano tanti treni in servizio perché eravamo giorno feriale, oggi 29, ma lo possiamo fare perché abbiamo tanti treni fermi. Cioè, nel momento in cui noi dal 14 giugno ritorniamo ad un'offerta di servizio che si avvicinerà, guardate, sarà dell'83-85%, ma di fatto su alcune linee sarà il 90-100% dei treni pre-Covid, io non avrò la scorta di treni per poter rinforzare e abbiamo tutta la partita economica. Quindi sicuramente loro, nel momento in cui il governo dicesse va bene, quel fondo che noi continuiamo a dire 500 milioni non sono sufficienti per il TPL,
acqua, gomma e ferro servono almeno 1,5 miliardi, bisognerebbe fare poi un fondo per da integrare per poter portare con gli autobus, pagare gli autobus come servizio di supporto, che però l'autobus non è mai il servizio del treno, cioè è un servizio più capillare, ma non è un servizio veloce, diciamo che da un punto di vista di tempi sicuramente l'autobus è più penalizzante. Grazie. Assessore, scusi, quando si ritornerà al pre-Covid e quindi avremo tutti i treni in servizio, probabilmente da fine mese, manca poco, ne parlavamo ieri col Presidente, le linee sono quelle, cioè se quelli sono i binari non è che possiamo metterci tanti più treni, perché non ce ne stanno, esattamente come a Venezia, quello del Canale Grande non posso metterci più vaporetti perché fisicamente non ci stanno. Lei aveva presentato lo scorso novembre, se non vado errato, aveva presentato lo scorso se non vado errato, una proposta al Ministero per raddoppiare alcune linee ferroviarie. È vero che non ha avuto risposta e perché? Da quanto le risulta? Allora, io sostanzialmente sorrido quando vedo qualcuno, purtroppo, che fa anche il consigliere regionale, che dice: ma qual è il problema? Sono stati comprati i respiratori, compriamo i treni. Sì, poi i treni magari li mettono nel Canal Grande, cioè i treni devono avere dei binari, ci devono essere delle tracce che devono essere libere per poter essere fatte. Sorrido ancora di più perché per poter implementare il servizio di trasporto pubblico regionale, ad esempio sulla Venezia-Verona, serve l'alta velocità, l'alta capacità con il raddoppio dei binari. Questo mi permetterebbe nella linea storica di liberare tracce, perché servono le tracce per mettere i treni, non è solo una questione di comprarli e di pagare il servizio, libero tracce e incremento il servizio del trasporto regionale. Poi ad RFI sul contratto di programma tra RFI come Regione Veneto abbiamo inserito il raddoppio della linea ferroviaria Maerne-Castelfranco, dove addirittura la Regione Veneto ha fatto il progetto definitivo e dove nel contratto di programma sono stanziati 48 milioni di euro a fronte di un costo di 200 milioni. Quindi noi abbiamo chiesto ad RFI di integrare il finanziamento con i 200 milioni per poter potenziare anche la Maerne-Castelfranco. Regione Veneto non si è fermata qui, stiamo facendo il progetto preliminare, tenete presente che noi stiamo facendo progetti su infrastrutture dello Stato, ok? Quindi togliamo allo Stato il programma della progettazione e le lungaggini della progettazione, gli diamo già il progetto, ovviamente condiviso con RFI. Sulla Castelfranco Bassano, anche lì è previsto il raddoppio e stiamo facendo il progetto di fattibilità tecnica economica, che è l'ex preliminare per capire, da dare a RFI. Quindi sì, si può implementare, ci sono alcune linee, la Verona-Venezia con l'alta velocità, l'alta capacità si potrà implementare, la Bassano-Venezia, che è un'altra delle linee molto utilizzate, si potrà incrementare il numero di treni, ma solo a fronte di un investimento dello Stato sul raddoppio dei binari, dove la Regione Veneto, ripeto, sta a spese della Regione facendo le progettazioni. Guardando un poco in là, insomma, a settembre, quando riprenderanno le scuole, ci sono già, mi pare da aver capito, delle trattative in corso, in particolare col sistema scolastico regionale, per capire come adeguare i servizi di trasporto alle richieste e alle esigenze che ci saranno. C'è qualche novità nel dialogo con la Regione, con le scuole, insomma, con il sistema scolastico? Allora, io non ho riscontro dalle scuole. Con l'assessore Donazzani incontreremo il provveditore regionale e i dirigenti scolastici giovedì proprio per affrontare questo problema del trasporto, perché il trasporto pubblico locale comunque è un sistema molto rigido, non è che indipendentemente da come organizzeranno le scuole noi riusciremo ad organizzare anche il trasporto. Le due organizzazioni devono essere fatte in maniera sinergica, a meno che noi diciamo va bene tutti con la mascherina sul mezzo pubblico
e non c'è più il limite della capienza. Allora a questo punto non c'è il problema, li possiamo tranquillamente portare a scuola e non abbiamo più la difficoltà. Però io non so se le scuole hanno tutti gli spazi adeguati per poter garantire un minimo di distanziamento, questo non lo so, molto probabilmente il primo confronto l'abbiamo giovedì, però ripeto, io faccio anche fatica ad avere risposte sulle interlocuzioni tra il MIT e il MIUR, perché a me manca l'interlocutore Ministero Infrastrutture e Trasporti, che non ho la più pallida idea di che cosa stia facendo, perché a noi non dice niente. Noi dialoghiamo con il Ministero attraverso la Commissione Infrastrutture, ma non con il Ministro. Ma secondo lei la soluzione preferibile è quella mascherina e capienza come prima? Ma guardi, quello che è successo in questi giorni andando a Venezia è solo l'antipasto di quello che succederà a settembre, perché a settembre, io 2 mesi che lo sto dicendo, che il sistema del trasporto pubblico imploderà con la riapertura delle scuole, perché noi adesso non abbiamo problemi durante la settimana abbiamo ancora, pur mantenendo il 50% dei posti, abbiamo ancora una capienza importante, abbiamo l'occupazione è del 25-27% dei posti consentiti. Se io faccio l'occupazione media sui treni rispetto a tutti i posti del treno, al 100% dei posti siamo intorno al 13-14%, quindi insomma ho ancora dei margini importanti, però allora io o tolgo le mascherine e risolvo il problema, altrimenti quello che abbiamo visto in questi giorni. Metto la mascherina, ho detto tolgo, no, metto la mascherina e risolvo il problema, perché pre-Covid io portavo 150.000 persone, che poi poteva essere sempre la stessa che andava su e giù, al giorno, con 700 corse giornaliere, treni. Se da settembre io ne posso portare la metà, ne potrò portare 75.000. Per evidenti motivi i treni non li posso raddoppiare, non posso raddoppiare i binari, le tracce, eccetera. Quindi qualcuno mi dovrebbe dire gli altri 75.000 che cosa dovrebbero fare, considerando che la maggior parte sono studenti minorenni che devono andare a scuola. Quindi io ho un problema che non è indifferente. Dal 4 di giugno Trenitalia sperimenterà su 28 treni, quindi da dopodomani, il contingentamento della vendita dei biglietti, quindi ad un certo punto, tenuto conto degli abbonati eccetera, i biglietti verranno bloccati. Bene, io in questo modo poi dal 14 giugno su tutti i treni, io in questo modo risolvo il problema dei treni straordinari, perché non dovrò più mettere treni straordinari e non mi troverò più l'afflusso di persone che abbiamo visto in questi giorni sui binari, ma scaricherò il problema sulle strade e sulle autostrade, perché le persone che vogliono muoversi o che hanno bisogno di muoversi per andare a lavorare continueranno a farlo, non rimarranno a casa, e credo che di state a casa ne abbiamo l'abbiamo detto fin troppe volte e non è più il caso di dirlo, cioè ritorniamo a vivere, ma abbiamo bisogno di soluzioni concrete al problema. Sul trasporto pubblico locale il dramma è anche tutto l'aspetto finanziario, perché tutto il servizio, loro sono a zero e non hanno neanche il problema, parlo del trasporto privato, che non hanno delle entrate sufficienti, non hanno proprio le entrate, ok? Sul trasporto pubblico locale io ho delle entrate, ma che non è sufficiente a coprirmi i costi del servizio, perché vi ricordo che degli 850 milioni che muove il TPL in Veneto, oltre 400 milioni derivano da ricavi di biglietti e abbonamenti. Di questi 400 milioni, 128 sono abbonamenti, tutto il resto è biglietti, che nella maggior parte dei casi sono biglietti dei turisti, quegli stessi turisti che mettono in crisi i signori che sono seduti dietro di voi e che stanno e la cui assenza mette in crisi il sistema di trasporto pubblico locale. E lo stanziamento che è stato fatto nel decreto rilancio, a fronte di una richiesta del Ministro di 800 milioni, del Ministro De Micheli di 800 milioni, il Ministro Gualtieri ne ha stanziati 500 milioni, dove dentro c'è anche il rimborso degli abbonamenti. Fate 128 diviso 12. Considerate che marzo ed aprile eravamo in lockdown. Solo il 5% delle persone viaggiava sui treni.
Potenzialmente io avrò il 95% delle persone che per il mese di marzo e di aprile mi richiederanno la restituzione dell'abbonamento. In più avrò tutti gli studenti universitari e tutti gli studenti delle scuole. Guarda, ricevo decine e decine di mail di richiesta tutti i giorni per il mese di maggio e per il mese di giugno. Fate un po' i conti, superiamo solo con il mese di marzo e di aprile, arriviamo a 20 milioni. Di quanto è stato stanziato nel decreto rilancio siamo a 500 milioni, al Veneto spetta il 10%, 50 milioni. Cioè se ne andranno praticamente quasi tutti in restituzione di abbonamenti, ne rimarrà gran poco per coprire i ricavi, ed è per questo che il Presidente l'altro giorno ha scritto a Conte e alla De Micheli e a tutti gli onorevoli del Veneto per sensibilizzarli sul problema del Veneto, ma per far sì che vengano sensibilizzati tutto il Parlamento a livello nazionale, perché il trasporto sia privato che pubblico, lo ricordo, è totalmente in crisi e ha la stessa, il trasporto privato ha la stessa dignità di tante altre aziende che si sono magari viste riconosciute qualcosa. La procedura è già stata avviata? Allora, l'articolo 215 del decreto rilancio prevede due possibilità, la possibilità del voucher o la possibilità della proroga dell'abbonamento. Sapete che adesso è intervenuta c'è qualcuno che è intervenuto che ha detto insomma l'alternativa, ci deve essere un'alternativa al voucher per restituire anche i soldi, deve essere prevista anche la restituzione materiale dei soldi, perché chi comunque ha un lavoro, continua ad andare a scuola, la proroga può essere una serena soluzione, anche molto facile da applicare. Ma se io ero in quinta superiore e non utilizzo più il trasporto pubblico, io ho diritto di vedermi restituito ciò di cui non ho usufruito. È ovvio che il voucher è un palliativo che in certi casi dà anche fastidio. Se mi vedo restituire i soldi forse è meglio. Non abbiamo ancora avviato le procedure, ne discuteremo domani in Commissione Infrastrutture. Zambon, Corriere del Veneto. Assessore, visto che abbiamo capito che l'interlocuzione con il MIT è pressoché inesistente, il tema ritorniamo alla capienza completa usando la mascherina, è condiviso in modo convinto dai suoi colleghi di altre regioni? C'è un fronte compatto delle regioni che possa premere? Ma guardi, la tristezza che prende l'assessore De Berti in questa mancata interlocuzione con il ministro De Micheli è una tristezza che condivido con tutti gli assessori di tutta Italia, perché non c'è nessuno che ha perché se ci fosse qualcuno che ha un'interlocuzione costante tra di noi ci passeremo le informazioni e le condivideremo, cioè nessuno può condividere niente, perché l'unico appuntamento che abbiamo avuto per parlare del problema l'abbiamo avuto perché ha rotto le scatole la sottoscritta, abbiamo individuato nel collega della Toscana una collega che diciamo ha una certa confidenza con l'assessore Ceccarelli, ha una certa confidenza con il ministro e l'abbiamo supplicato di chiedere al ministro di concederci un incontro e alla fine a forza di insistere ci ha concesso 100 giorni un confronto. E quindi siete d'accordo come regioni nel chiedere il 100% dei posti con mascherina? Questo lo stiamo... Allora, il Piemonte mi ha già detto che condivide, la Liguria mi ha già detto che condivide, la Lombardia mi ha già detto che condivide, adesso nei prossimi giorni sentirò anche gli altri colleghi, ma a settembre sarà un problema che condivideremo assolutamente, perché chi non ha il problema adesso, come abbiamo avuto noi per l'arrivo a Venezia, lo avrà tra un paio di mesi. Rosato, volevi la parola, se no Emiliano. No, soltanto per quanto riguarda, Assessore, i finanziamenti dello Stato, nella lettera di Conte, nella lettera rivolta a Conte e al Ministro, ai parlamentari, dal Governatore, ricordo male o si parlava di 110 milioni? Almeno 120 milioni di euro, almeno per il Veneto. Io ho messo la parola almeno perché diciamo che 120 milioni sono nella migliore delle ipotesi, perché ovviamente io ho una rendicontazione del mese di marzo, di aprile e adesso avrò nel giro di qualche giorno di maggio, ma per quanto riguarda i prossimi mesi dipenderà tutto dai flussi e dalla domanda di mobilità, quindi stiamo facendo delle previsioni, però se considerate insomma solo a CTV pesa in maniera importante.
e che sono stati stanziati una cinquantina per 500 milioni a livello nazionale. Il Veneto, essendo insieme al Lazio e dopo la Lombardia la regione, una tra le regioni insieme a queste più virtuose, perché i nostri piani economici e finanziari si reggono sulle entrate da ricavi, da biglietto e da abbonamento, e non è così per tutti, ci sono regioni dove le entrate da biglietto e da abbonamento si aggirano intorno al 10 e al 15%, tutto il resto sono soldi statali che mantengono il servizio. Noi abbiamo i cittadini che pagano il servizio, che mantengono l'equilibrio, siamo intorno al 50% più o meno, e quindi giustamente avendo previsto nel decreto rilancio che i 500 milioni verranno distribuiti base ai ricavi dell'ultimo biennio, la Regione Veneto, ripeto, dopo la Lombardia e insieme al Lazio, è tra le regioni che avrà la maggior somma, ma è anche tra le regioni che ha le maggiori perdite. Ma di quanto parliamo? 50 milioni, 10%, 50 milioni, di cui, vi dicevo prima, serviranno solo per restituire i pagamenti del mese di marzo e di aprile, senza contare maggio, giugno, eccetera. Altre domande, Emiliano? Assessore, ne approfitto, vista la sua presenza, le chiedo, ci siamo lasciati l'estate scorsa con l'elettrificazione della tratta Castelfranco-Bassano con non pochi disagi, c'è stata anche la partita dei passaggi a livello che speriamo li chiudano definitivamente, però se ricordo male, in più, visto che parlavate di duplicare i binari e tutto, io, se non sbaglio, ricordo 5-6 anni fa c'era un progetto con RFI di collegare, se non sbaglio, la tratta del mare, quindi le varie stazioni, mi passi il termine, marittime, di collegare addirittura l'aeroporto di Venezia, parlando anche di Mestre Portogruaro, se non sbaglio. Ricordo era un progetto che poi... Il collegamento dell'aeroporto, per le Olimpiadi il collegamento ferroviario all'aeroporto verrà fatto. Verrà fatto, sì. Quello è certo, è progettato, e anzi domani devo incontrare il sindaco Brugnaro per fare il punto della situazione, ma il collegamento, però stiamo parlando del collegamento ferroviario, sì, all'aeroporto. Sì. Questo anche in più per sopperire al su gomme, insomma, su strada, sì, per alleggerire. Ma guardate, c'è tutta la partita sicuramente, e questo è il momento, lo dicevo l'altra volta, è l'occasione per poter lavorare su un'integrazione ferro, gomma e perché no anche acqua come supporto per riuscire a fare un sistema integrato in Veneto virtuoso. L'importante è che la virtuosità poi non ce la facciano pagare, perché mi sembra che più sei virtuoso più poi hai la fregatura dietro la... Mi perdoni perché non conosco perfettamente proprio tutto il territorio, chiedevo, ma anche la questione di duplicare la tratta proprio verso Jesolo. Di questo io non ho mai sentito. C'era un progetto, mi sembra 5-6 anni fa, mai sentito RFI parlare. Aveva parlato. Mai sentito parlare. Grazie. Niente. A posto, grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Fermo. Ma non ci sono i 2 casi di voto? Vota sì. Ci sono 2 casi positivi. No, uno c'è anche ieri. Sì, stamattina 2, ieri ce n'era uno. Bisogna chiedere una verifica, può essere che sia un errore. Vi faremo sapere il caso. Chiediamo alla verifica, perché non so se ci sono. La prossima volta vengo col computer perché lo vediamo in diretta. Ecco, è conclusa questa lunga conferenza stampa. Abbiamo sentito l'assessora Elisa De Berti appunto, che ha fatto il punto della situazione per quanto concerne tutto il mondo del trasporto pubblico e privato. Tra l'altro in sala oggi c'erano anche tantissimi esponenti del trasporto privato che in questi mesi di lockdown sono rimasti completamente senza un lavoro, quindi adesso si cerca di capire come fare per venire incontro proprio alle esigenze di queste persone. Diamo uno sguardo prima dei saluti alla tabella per vedere le variazioni che ci sono state nella notte. Questi nuovi 7 casi positivi, un totale di 19.162, questo numero è la somma dei casi attualmente positivi, 1.403, delle persone decedute in strutture ospedaliere ed extraospedaliere 1.921 e dei negativizzati virologici 15.838.
In isolamento domiciliare ci sono 1311 persone. Andiamo a vedere la situazione negli ospedali in area non critica e in terapia intensiva, meno 6 persone in area non critica per un totale di 375. Resta invariata la situazione in terapia intensiva, questo 0, restano 27 quindi le persone, e invariati, fortunatamente non ci sono stati decessi nella notte, 1379 le persone che hanno perso la vita in tutta la regione dal 21 febbraio ad oggi. E io prima di salutarvi ricordo gli appuntamenti: 15:30 lo spazio dedicato ai più piccoli, poi via con la ginnastica, e alle 17:30 c'è la Tradicina direttamente dalla Basilica del Santo, e poi a seguire la Santa Messa sempre dal Santo di Padova. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.